Europa, quale benessere? Questo è il titolo del ciclo di incontri di cultura economica organizzati dall'Istituto regionale di studi europei di Pordenone. In compagnia di Francesco Marangon dell'Università di Udine si è parlato di sviluppo sostenibile e inclusivo, facendo cenno ad alcune pratiche internazionali e locali. All'incontro è intervenuto anche il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello. Abbiamo chiesto a Marangon quali malintesi si nascondano dietro le parole green economy e decrescita felice. Per quanto riguarda la prima green economy, il malinteso secondo me è un'interpretazione troppo restrittiva. Io quando parlo di questo tema in un ragionamento che chiamo dell'economia a colori, per esempio illustro una slide, un'immagine che presenta sotto la scritta green economy un tetto pieno di pannelli fotovoltaici. Perché oggi come oggi nell'immaginario collettivo, come si suol dire, nella gente comune, si immagina che green economy significa riempire i tetti di pannelli fotovoltaici. Non è così, è un qualcosa di più articolato, più complesso, anche se l'aspetto energetico è sicuramente al centro, ma è una modifica del nostro modello economico molto più ampia. Ecco perché qualcuno ha cominciato a alzare i toni del ragionamento portando addirittura agli estremi il discorso usando una parola che genera molto spaesamento, che è decrescita, poi aggiungendoci il felice o altre cose per addolcirlo. E in effetti lì si mette in discussione qualcosa di più strutturale. Per esempio si mette in discussione proprio questa attenzione spasmodica che c'è sulle variazioni del cosiddetto prodotto interno lordo, che sembra essere l'unica cosa a cui dobbiamo guardare in assoluto. Invece c'è qualcosa di più complesso di cui dobbiamo preoccuparci. Non è forse anche l'economia del debito, un debito che matura con un interesse sempre positivo, che richiede e obbliga a una costante crescita, e che quindi chi sia il nocciolo della questione sia proprio la questione dell'interesse collegato al debito? Qui andiamo su questioni di ingegneria finanziaria pubblica molto complicate. È chiaro che noi dal punto di vista del sistema economico Paese Italia il problema grosso, che non è solo nostro, ma noi ce l'abbiamo in maniera molto accentuata, del debito pubblico, cioè di questo prestito che abbiamo chiesto praticamente alle future generazioni ormai, per sostenere un'economia basata appunto sulla logica della crescita e del PIL, è un problema serio, ma proprio per questo bisogna cercare di cambiare quello che noi chiamiamo il paradigma economico dominante, cioè andare su profili di misurazione della nostra qualità della vita diversi da quelli della crescita economica. Ci fa qualche esempio di buone pratiche internazionali e locali? Cito fra queste l'impegno che a livello di Nazioni Unite hanno preso i paesi del mondo, i governanti del nostro mondo e dei nostri paesi, quando a settembre del 2015 hanno sottoscritto all'ONU la cosiddetta Agenda 2030, cioè hanno individuato 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile su cui tutti noi stessi italiani ci siamo impegnati a raggiungere tutta una serie di risultati entro il 2030. Questa è sicuramente una prospettiva molto interessante che si affianca a quella che qualche mese dopo, a fine 2015, è avvenuta a Parigi con la sottoscrizione dell'accordo sul cambiamento climatico. Queste cose hanno delle ricadute a livello locale inevitabilmente. Anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo occuparci di questi temi. Rovescio completamente la prospettiva dalle grandi istituzioni e andiamo al nostro piccolo. Io uso il termine che non è mio, di consumatore, con 2 T. Nel senso che su questi grandi temi anche noi nelle nostre azioni quotidiane abbiamo una grande responsabilità, che è quella di essere consumatori responsabili. Quando scegliamo per esempio i prodotti agroalimentari dobbiamo tener conto di queste importanti conseguenze che ogni nostra scelta di consumo genera anche su aspetti molto molto ampi. Quindi possiamo consumare o scegliere di non acquistare e così agire in modo molto importante nell'influenzare la sostenibilità dei nostri sistemi economici. E per economia circolare anche? L'economia circolare è una prospettiva che si è data in particolare l'Unione Europea negli ultimi mesi, da un anno a questa parte, con dei documenti, e vuole enfatizzare un cambiamento proprio di prospettiva dell'economia in cui si punta soprattutto a passare verso un'economia che ritorni ad essere attenta a quelli che sono i cicli della natura, perché la circolarità rispecchia quello che è il ciclo della natura. L'economia circolare ha un'enfasi soprattutto sulla gestione dei rifiuti. Il programma dell'Unione Europea dell'economia circolare infatti ha un sottotitolo molto ambizioso che è quello di puntare ad un'Europa rifiuti zero. Significa ripensare la produzione e il consumo in modo tale da generare sempre meno rifiuti delle nostre attività.